Renato Martina è il neopresidente del Federconsorzi, una bella responsabilità perché arriva la sua presidenza dopo l'esperienza portata avanti da persone come Rivella, come Amorino De Zotti, come Cattai, che hanno dato molto a questa associazione. Sì, è effettivamente una responsabilità importante, spero appunto di essere all'altezza e di avere appunto l'onore di presiedere il Consiglio di amministrazione di Federconsorzi e portare avanti il grande lavoro che è stato fatto in precedenza, ma dare anche una svolta importante alla nuova immagine, alla nuova visione che dovrà avere la spiaggia di Jesolo e ritornare insomma a quelle che erano le possibilità di crescita, diciamo di riqualificazione complessiva. Lei ha parlato di svolta, ha parlato di crescita, quali sono i punti principali su cui intende lavorare? Ma i punti principali sono sicuramente intanto quello di stabilizzare il problema delle concessioni, perché senza la garanzia delle concessioni diventa difficile anche dare una garanzia di investimento e successivamente appunto un progetto complessivo, un project work, un master plan di tutto l'Arenile che possa a step realizzare effettivamente un litorale, un arenile che sia degno della seconda spiaggia d'Italia. Lei prima ha sottolineato una cosa, Federconsorzi si occupa dell'arenile, però non si può fare nulla se non c'è un gioco di squadra anche con il resto delle associazioni e naturalmente delle realtà di Jesolo. Ma è fondamentale, diciamo che Federconsorzi è un po' l'organismo che sta raccogliendo da anni insomma, attorno al tavolo le varie associazioni sia degli albergatori che della Confcommercio che degli extraalberghiero piuttosto che dell'arenile, della spiaggia eccetera, e questo naturalmente può diventare un po' un punto di incontro per le varie componenti che sono la spina dorsale dell'economia turistica jesolana.